Noi stiamo preparando l'ordinanza. Avete visto che c'è il DPCM, ieri abbiamo avuto la conferenza dei presidenti alle 4:30, vero? 4:30. Abbiamo discusso di tanti temi, è un'ordinanza complicata. Complicata ma necessaria vista l'intenzione, quella di correggere il tiro del nuovo DPCM che fissa l'apertura delle discoteche e delle fiere al 14 luglio, una data troppo in là per la regione del Veneto, visto il contagio ormai a zero sul territorio. Il nuovo provvedimento regionale potrebbe andare a integrare e superare il DPCM già nelle prossime ore, limature sono in corso. Vogliamo già mettere nero su bianco date e soluzioni rispetto a discoteche, cinema, teatri, spettacoli all'aperto, casinò, insomma tutta una miriade di attività che in queste ore stiamo mettendo in fila, definendo anche eventuali deroghe. Misure specifiche saranno adottate per due simboli veneti nel mondo, si comincia dall'Arena di Verona. Lavoreremo sull'idea di alternare un posto seduto, un posto con presenza fisica e l'altro vuoto, quindi insomma ci sta soprattutto in un contesto come quello dell'Arena di Verona. Non avremo i 15.500 posti, però possiamo ragionevolmente dire che avremo migliaia di persone comunque presenti. E l'Arena sarà il banco di prova per la mostra del cinema. Stiamo lavorando affinché la ricaduta di questa nuova filosofia arrivi anche nei cinema, in particolar modo alla mostra del cinema, e quindi si preparino per settembre, visto e considerato che settembre è dopodomani. Impossibile pensare a una kermesse con i limiti stabiliti dal governo. Pensare di fare la mostra del cinema con la capienza massima, cos'erano, 200 persone? Sì, al chiuso 200. 200 persone al chiuso 1000 e 1000 all'esterno, capite che mostra del cinema è? Se il cineforum fatto in casa è una roba del genere.